Allora, buonasera a tutti quanti, io sono sempre Pietro Kociancic. Oggi è la vigilia d'agosto, diciamo, perché è la vigilia d'agosto, indovinate voi che giorno è. E cosa voglio raccontarvi? Voglio farvi le solite ammonizioni, perché appunto agosto si avvicina, quindi la maggior parte anche di quelli che lavora tra poco va in vacanza. E quindi è giunto il momento di prepararsi alla prova costume. Allora, io ho un solo consiglio che vi posso esibire mentre vi sto parlando, per tenersi un po' in forma, fare un po' di fatica a sudare e quindi perdere un po' di quei grassi esagerati in più che poi ci fanno sfigurare al mare o in piscina o nei laghetti di montagna, insomma, se dovete mostrare grosse porzioni di vostra carne. Allora, il consiglio che vi do oggi per fare un po' di fatica inutile è quello di dotarvi di una bici scassata o scassare la vostra bicicletta. Forse la prima ipotesi è più consigliata, perché per scassare una bici ci vuole comunque un po' di costanza e impegno, cioè non è come così, la scassi subito, devi tenerla almeno un annetto senza starci troppo dietro, non è come Art Attack, che ecco, ce n'è una già qui pronta. Vabbè, insomma, io la bici ce l'ho già pronta, un po' scassata, ho le gomme sgonfie, soprattutto quella dietro, c'è uno dei due cambi che è totalmente divelto e i pedali sono rotti, uno è proprio scomparso e l'altro è sulla strada giusta per scomparire. Quindi si fa molta fatica anche a Milano, che è tendenzialmente piatta, cioè molta fatica, io non è che sto morendo, però si fa più fatica che non con una bici riparata. Pensate che fino a stasera avevo anche la gomma dietro che svirgolava un po' perché non era ben stretto il dietro, quindi si fa una fatica bestia volendo, e quando tu puoi fare una pedalata ne metti due, quindi si fa più sforzo, e più sforzo vuol dire più esercizio fisico. Più esercizio fisico vuol dire che si sta più in forma, e noi sappiamo che stare in forma è la cosa fondamentale al giorno d'oggi. Quindi non ringraziatemi e procuratevi anche voi la vostra bici scassata. Magari non sarete in forma per questo agosto, ma per l'agosto prossimo sarete sicuramente dei figurini che tutti quanti invidieranno e diranno: oh, chissà che palestra si iscrive, e invece no, è la bici scassata. Quindi sì, una piccola spesa per la bicicletta nel breve termine, ma a lungo termine altro che la quota della palestra. Come vedete sono molto ansimante, un po' per finta, un po' per vero, e quindi vi saluto con questa mia piccola pillola di consigli per stare in forma d'estate. Ciao!